Sono 39 i DASPO, i decreti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive da 5 a 3 anni emessi dalla Questura di Vicenza a seguito degli scontri tra ultras delle tifoserie rivali avvenuti lo scorso 19 febbraio a Vicenza, prima dell'incontro valevole per il campionato di Serie B tra Lanerossi Vicenza e Spal. Un record numerico relativo ad un evento sportivo che ha visto coinvolti, poco distante dallo stadio Menti, una cinquantina di supporter della SPAL, giunti a Vicenza alla spicciolata su 16 auto private, che secondo gli investigatori si sarebbero dati appuntamento con gli ultras del Vicenza cercando lo scontro. Scontro violento scoppiato nei pressi del Ponte di Ferro con lanci di bottiglie, sassi, oggetti contundenti fabbricati artigianalmente e portati da casa. Scontri durati pochi secondi in cui è rimasto ferito un agente colpito alla testa e al corpo. Sicuramente non era un caso che queste persone siano arrivate con autovetture private, eludendo tutte quelle che erano state le indicazioni date alle tifoserie in tempo utile per poter arrivare a Vicenza Est e poi da lì essere accompagnati con autobus presso le zone dello stadio, le zone dello stadio che erano state appunto predisposte per ospitare i tifosi ospiti. Le indagini condotte dalla Digos della Questura di Vicenza con la collaborazione della Polizia Scientifica hanno permesso di individuare e denunciare 13 supporter vicentini e 26 spallini. Si tratta di un numero particolarmente elevato proprio perché grazie ai sistemi di videosorveglianza e alle telecamere indossate dal personale di polizia siamo riusciti ad identificare per ora una buona parte di coloro che hanno partecipato a questi gravi atti di violenza. Le indagini della Digos stanno proseguendo proprio perché siamo fiduciosi di poter identificare ancora qualche decina e poter poi emettere lo stesso tipo di provvedimenti anche nei confronti di costoro.